Dagli incentivi all'occupazione giovanile alla bonifica delle aree inquinate, dai presidi della legalità ad una riforma della legge elettorale. Questi sono solo alcuni dei temi affrontati dal segretario nazionale dell'Italia dei Valori Ignazio Messina, che partendo dalla Puglia, dalla sede regionale dell'IDV alla presenza dei segretari territoriali, traccia il cammino per un nuovo sviluppo del Paese. L'Italia dei Valori riparte dal territorio, riparte dalla legalità. La legalità deve essere conveniente per i cittadini e noi è per questo che andiamo a istituire dei presidi di legalità su tutti quei territori devastati. E in questo momento la Puglia, insieme ad altri territori, vive un dramma, che è quello dell'Ilva di Taranto. Noi siamo per dire no ai commissari di parte, ai commissari che sono compiacenti. Ci vuole un commissariamento che possa risolvere i problemi. Dobbiamo tutelare i lavoratori, ma dobbiamo tutelare i cittadini e la salute dei tarantini. E per questo motivo dobbiamo utilizzare anche i beni sequestrati ai Riva, perché è impensabile che i cittadini paghino due volte. Una volta perché ci hanno rimesso la salute, la seconda volta perché dobbiamo pagare le bonifiche. La legalità conviene, quindi crea opportunità di sviluppo, un'opportunità che va data soprattutto ai giovani che in questo momento di crisi hanno bisogno di guardare al futuro con maggiore serenità. L'Italia dei Valori ha lavorato molto su questo fronte, elaborando una serie di soluzioni racchiuse nella proposta Sblocca Lavoro. Abbiamo fatto il progetto Sblocca Lavoro perché diciamo da un lato ci sono le risorse, siamo stanchi di sentirci dire da ogni governo che mancano i soldi ci sono, evasione fiscale, 120 miliardi di euro, corruzione, 60 miliardi di euro, beni confiscati di cui parlavo. E allora utilizziamo quei fondi per fare in modo che da un lato si riducano le tasse e si riduca il costo del lavoro. Non è pensabile che le imprese paghino tantissimo non il lavoratore, che prende uno stipendio molto basso, ma al contrario il costo dello Stato, l'incidenza dello Stato sul lavoro, quel famoso cuneo fiscale che va ridotto e bisogna fare in modo che si riduca veramente. Le soluzioni ci sono, basta utilizzare gli strumenti giusti, ma prima ancora il Paese, ha sottolineato il segretario nazionale Ignazio Messina, ha bisogno di riforme che restituiscano credibilità al governo. Una di queste riforme è quella della legge elettorale. Noi chiediamo che venga fatta subito una legge elettorale. Ne ho parlato anche col Presidente della Repubblica durante un recente incontro, una legge elettorale che consenta, primo, ai cittadini di poter scegliere i propri rappresentanti e non di vederli nominati da qualche segretario o segreteria di partito. Secondo, che chi vince abbia la maggioranza per poter governare e quindi in questo senso che parta da una coalizione di almeno il 40% e che poi possa arrivare a quel 55% che permetta la governabilità.